E amici di Studio 90 Italia, buongiorno da Paola 4. Ho il piacere oggi di scambiare quattro chiacchiere con uno degli artisti più rappresentativi della musica italiana dagli anni 60, precisamente 68, con A Chi, che ancora oggi in tantissimi cantiamo, per non parlare di Io amo, Deborah, Ti lascerò, Mi manchi e tantissimi altri. Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e messieurs, con noi Fausto Leali, che saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che piacere Fausto, è uscito finalmente il tuo nuovo album dopo 7 anni di attesa, non solo Leali, pieno di duetti formidabili, eh? Esatto, sì, questo sta a voi giudicare, ma io questo lavoro è da molto tempo che lo pensavo e poi finalmente sono riuscito a realizzarlo. Partito alla grande con il primo singolo in duetto con Mina, una cover riarrangiata anche dai Blue in chiave italiana e poi riarrangiata in chiave Fausto Leali e Mina, Tigre di Cremona, insomma, come anche il vostro rapporto. Sono curiosa di conoscere anche questo rapporto fra Mina e Fausto Leali. Beh, è un ottimo rapporto di amicizia, di stima reciproca, ormai che dura da parecchi anni, anche se è tutto tenuto sempre un po' nascosto, tranquillo, eccetera, perché con Mina bisogna fare così, insomma. Senti, un'ottima scelta per far conoscere anche ai più giovani in versione riarrangiata dei brani storici, in chiave però moderna. Naturalmente, se no non si può fare Gli arrangiamenti sono personali, chiaramente vanno fatti apposta per far sentire un'altra versione di un brano già famoso. Grande Fausto Leali, com'è andata la scelta di questi brani e degli artisti da far duettare? Non sarà stato sicuramente semplice per te che conosci tantissimi artisti e tantissima gente. No, diciamo che io ho puntato sugli artisti che esistono nel disco e mi hanno detto tutti sì, di conseguenza ho fatto quelli, poi mi sono fermato perché volevo fare una decina, non di più. E per quanto riguarda la scelta delle canzoni ti dirò che è stato invece molto facile, perché la maggior parte dei miei amici partner in questo disco mi hanno dato dei consigli loro, cominciando da Mina, che ha detto così, di solito questi dischi si fanno cantando le canzoni di uno o dell'altro, io eviterei, mi ha detto, e farei invece una canzone di un altro ancora. Se ti piace la canzone di Blue, eccetera, eccetera, poi eri partito. Ruggeri, per esempio, mi ha detto sì, allora facciamo Gianna. Cioè, voglio dire, sono stati loro a indicarmi la strada per... Una scelta insolita ma anche molto divertente da questo punto di vista. Sono dei brani storici riarrangiati da due grandi, in questo caso. Esatto, sono Lucio Fabbri e Nicolò Fragile, che non credo. Salutiamo tra l'altro Nicolò Fragile. Esatto. Senti, nuovo album, nuovo traguardo, hai festeggiato anche i tuoi 70 anni con una grinta che ti contraddistingue. Io poi amo la tua voce, amo il blues, amo questa voce roca, quest'anima che esce fuori, che poi il blues è anche uno stile di vita. Che tipo è Fausto Leali nella vita di tutti i giorni? È blues. È blues. Poi naturalmente tenendo, vabbè, io ho iniziato da piccolo a fare rock and roll e roba di questo genere, però diciamo che poi la mia fama è risaltata di più con brani, diciamo, lenti come A Chi, Angeli Negri, eccetera, eccetera, e quindi mi sono un po' fermato su quella zona lì, ma la mia voglia di fare sempre cose diverse, eccetera. Difatti nei miei dischi mi sfogo sempre, c'è sempre dentro qualche blues o qualche funky. Non deve mancare assolutamente, ma qual è il prossimo traguardo da raggiungere per Fausto Leali in mezzo a questi grandi successi? Dunque, ora questo è un lavoro che è proprio fresco, diciamo che il bambino è appena nato e dobbiamo avere cura di questo bambino, poi vedremo più avanti, ma insomma per adesso è una bella responsabilità quella che ho da portare avanti. 70 anni, nuove emozioni, nuove cose da dire, ce ne sono tante in quest'album, anche da un'altra prospettiva. E chissà, Sanremo per Fausto Leali potrebbe essere un'idea, si parla perché il periodo insomma ci accompagna verso quella strada. Beh, diciamo così che in questo periodo qua se ne parla. Esatto. Io
sono sincero, la mia casa discografica, la Universal, ha presentato un brano e se verrà accettato allora ci vedremo a Sanremo. E io tifo per te, Fausto, perché io adoro davvero la tua voce, sei fantastico. Senti, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti aspettiamo presto in Sicilia, ascolteremo con grandissimo piacere il tuo album Non solo le ali e ti auguriamo di farne altri 500.000 belli come questo e come quelli che hai già realizzato. Grazie. Va bene cara, grazie tanto, un abbraccione, grazie. E noi vi lasciamo con un brano proprio del nuovo album di Fausto Leali, duetto con Francesco De Gregori, Sempre e per sempre. Piogge.